Spettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il nuovo appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale dedicato interamente ai risultati, alle classifiche, ai commenti e perché no anche ai pronostici sul calcio dilettantistico siciliano, l'appuntamento che si rinnova in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica a partire dalle ore 19, siamo in replica poi nella tarda serata e in replica anche nella prima mattinata del lunedì. Un saluto alla nostra penaltina Lorena, ti sei ripresa rispetto alla prima puntata? Stavi L'altra volta bene. avevo la tosse e adesso abbassamento di pressione. Bene, insomma, bene. insomma continuiamo. Bene, e salutiamo subito anche in postazione qui accanto a me il nostro Carmelo Puglisi, buonasera come al solito, il commentatore ufficiale per quanto riguarda il campionato di interregionale e di eccellenza. Buonasera a tutti. Ciao Carmelo. Vicino a Carmelo due ospiti importanti, un direttore sportivo in cerca di squadra e un allenatore in cerca di squadra. Diciamolo pure perché è giusto in questo momento, questa è la vostra attuale situazione. Salvo Castorina e Lucio Tosto che rivedo con tanto piacere. Saluto, ti ho seguito negli ultimi anni, devo dire che comunque la tua carriera è stata una carriera anche importante. Tra l'altro sei stato mio allenatore. Sono stato il tuo ultimo allenatore ufficiale, no? Quando eri con la Megala Augusta e già si vedeva che avevi una stoffa importante, potevi fare l'allenatore già in quel periodo, l'hai fatto subito dopo con grande successo. Rimanere fermi comunque non è un dramma perché comunque si osserva, si studia e poi si vagliano magari le proposte, no? Purtroppo la pattuglia dei disoccupati è abbastanza ampia. È vero, però io credo che prima o poi arriverà una chiamata, come arriverà anche per Salvo Castorina, no? Speriamo, per ora appunto studiamo quello che c'è in giro. E guardate cosa c'è in giro. Io sto guardando parecchia Serie D per non perdere l'abitudine. Bravo. E non è detto che qualche dirigente illuminato prende il pacchetto completo infatti, di essere allenatore. Può succedere. Salutiamo in postazione internet oggi in questa parte iniziale della trasmissione il nostro Luca Aloisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Vogliamo ricordare come al solito i riferimenti per mettersi in contatto con noi di Penalty? Sì, la nostra email info@programmapenalty.it oppure la pagina Facebook Programma Penalty. Benissimo, aspettiamo le vostre domande e perché no anche richieste particolari anche per un miglioramento della nostra trasmissione. Trasmissione che oggi parte in una maniera assolutamente diversa, lo farà praticamente a partire da questa puntata, cioè che nella parte iniziale proprio del nostro programma dedichiamo 180 secondi, quindi una piccola finestra, anche al calcio vero, cioè quello della Serie A. E in questo caso, essendo noi una televisione di Catania, proprio sul Catania. E guardando anche le immagini che arrivano da Bologna, notiamo che è stata una partita un po' negativa, diciamolo pure. Lucio, come hai visto questo Catania che ha perso per 4-0 a Bologna? Ma guarda, in Serie A quando ci sono questi risultati così ampi sicuramente sono frutto di determinate situazioni. A mio giudizio il gol annullato inspiegabilmente sul 2-0 ha dato la svolta alla partita. Certo, poi anche quell'incrocio di pali però devo di dire purtroppo che il dato di fatto che si ripresenta è i gol subiti da parte del Catania sono un po' troppo. È vero, una difesa un po' forse troppo rinunciataria nella parte finale, proprio un crollo totale. Sono un po' troppi, i gol subiti del Catania sono troppi, in Serie A non si può permettere certe sbavature che sono successe anche nelle partite precedenti. È vero. Salvo, invece tu come hai visto il Catania in questa brutta trasferta di Bologna? L'ho seguito alla radio perché ero a Ragusa, ho visto Ragusa Agropoli, in ogni caso è una sconfitta pesante e i 4 gol sono sicuramente frutto, al di là delle disattenzioni, ci sarà qualcosa da rivedere, ma anche al di là della difesa io credo che a centrocampo ancora qualcuno non sia al top come lo era l'anno scorso. Il centrocampo sappiamo tutti che è il fulcro di una squadra di calcio. È vero. Forse Almironi in questo momento non è al 100%, Izco vive le sue partite in maniera abbastanza altalenante. E Biaggiani sta riprendendo dopo qualche annetto che per problemi fisici non aveva giocato tanto, quindi credo che sistemando il centrocampo si ritorni a vedere il calcio che siamo abituati a anche se ho l'impressione che non ci siano grandissimi ricambi soprattutto a centrocampo. Questo sì, è una campagna acquisti fatta sull'onda della squadra della passata stagione, quindi si confida nel gruppo importante che ha fatto bene l'anno scorso e speriamo bene. Dimmi Lucio. C'è da dire però che molti gol, come ho detto poco fa, sono stati frutto di disattenzione.
sono di disattenzione, di poca applicazione. Ho capito. Quindi errori singoli. Errori singoli che poi hanno determinato giustamente questa bruttissima batosta. Per chiudere questa finestra sul calcio Catania, Carmelo, il tuo pensiero su questa partita che all'inizio comunque sembrava alla portata un po' della squadra di Maran, poi si è smarrita strada facendo, giocando comunque in alcuni momenti un buon calcio. Infatti è proprio il 4-0 che fa male, non è perdere a Bologna ci può stare, specie alla luce dell'andamento del campionato. Noi eravamo un po' più tranquilli, loro avevano più fame di punti. Una piccola chiosa la vorrei fare su Alberto Gilardino. Sì. In troppi lo davano già per finito. Finalmente Ancora tanto ritrovato da dare. per il calcio Il italiano, Gila, è una secondo gran me, bella cosa. ha ancora tanto da dare. È una gran bella cosa. Benissimo, abbiamo chiuso quindi questa finestra doverosa che faremo ogni settimana proprio in apertura di penalty. La vogliamo giustamente dedicare a quel calcio che conta, mentre invece noi raccontiamo il calcio un po' diverso, quello dei dilettanti, però credo che sia fondamentale dare questa informazione per chi ci segue giustamente ogni domenica puntualmente sulle onde varie delle varie emittenti che trasmettono il nostro programma. Lorena, c'è uno sponsor importante che accompagna quest'anno la nostra trasmissione. Di chi parliamo? Il gruppo Paglia. Benissimo, allora a questo punto guarda, io mi allontano perché voglio Lasciarmi la scena. perfetto, ti lascio la scena, io mi allontano, vado nel frattempo anche dal nostro amico Luca. Allora, cosa hai da dire su Paglia? Allora, anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di particolare importanza. La professionalità del vostro biglietto da visita è business card esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore in Italia senza spese di spedizione. Gruppo Paglia è anche cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile e Waterman. Inoltre offertissime di fine anno, calendari in stile olandese a partire da 55 centesimi e calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate a 3 euro. E per chiudere una grandissima e maxi offerta. 1000 biglietti da visita plastificati a fronte e retro a colori a soli 34,90 euro. Gruppo Paglia inoltre vi aspetta nei suoi 3 punti vendita in via Vittorio Emanuele 19 e 204 e in Corso delle Province 129 a Catania. Per maggiori informazioni basta andare sul sito internet www.gruppopaglia.it. Oh, ti sei ripresa, sono contento, ti sei ripresa, adesso finalmente la voce c'è, quindi Adesso la voce c'è. Adesso va un po' meglio, va un po' meglio. Allora, a questo punto vogliamo subito parlare del campionato interregionale con i nostri ospiti, però prima lo facciamo dando chiaramente il quadro completo, i risultati e anche la classifica che un po' si ingarbuglia l'impressione. Allora, girone I del campionato interregionale. A Messina, città di Messina, 2-1. A Vallo della Lucania, Gelbison, Vibonese, 2-0. A Licata, Comprensorio, Montalto, 0-1. A Favara, Nissa, Noto, 0-1. A Cosenza batte Ribera per 2-1. A Cava dei Tirreni, Cavese, Comprensorio Normanno, 1-1. A Ragusa batte Agropoli per il risultato di 3-0. Alla Lamezia Terme, Sambiase, Palazzolo 5-1 e infine a Torre Annunziata, Savoia, Acireale 4-1. La classifica dopo la quinta giornata vede in vetta il Cosenza, ma dietro devo dire che sono molte le squadre che premono. Sentiamo un po' Lorena. Prima in classifica Cosenza con 13 punti, seguono Messina e Savoia 12 punti, Gelbison 11, Sambiase e Ragusa 10 punti, Vibonese 8 punti, Città di Messina 7, Agropoli, Comprensorio Normanno e Comprensorio Montalto 6 punti, Ribera 5, Cavese e Noto 4 punti, Nissa 3 punti, Licata 2 punti,
Ultimi in classifica Palazzolo e Acireale con un punto. Certo, la brutta partita della Ciriale fuori casa, un 4-1 pesantissimo. Diamo lettura a questo punto anche del prossimo turno che si svolgerà chiaramente domenica prossima, domenica 7 ottobre. Ci sarà l'incontro tra Agropoli e Nissa, Città di Messina Cosenza, Comprensorio Montalto Messina, Comprensorio Normanno Licata, Gelbison Savoia, Noto Aciriale, Palazzolo Cavese, Ribera Ragusa ed infine chiuderà il tabellino Vibonese Sambiase. Allora Carmelo, punto della situazione, la Ciriale dopo il punto, anche se abbastanza difficoltoso in casa domenica scorsa, è andata fuori casa e ha beccato 4 gol. Che fa? Si torna indietro? Assolutamente sì, molto male la Cireale, molto male anche il Palazzolo che è stato travolto alla Mezzia Terme dal Sambiase. A questo punto vincevano tutte e due 1-0. Questo non fa che aggravare un po' la situazione. A questo punto traballano sia la panchina di Gaspare Cacciola ma anche la scrivania di Enzo Berti. È buono il punto del Paternò a Cava dei Tirreni, ma questa è stata senza dubbio la settimana del derby di Messina. Al San Filippo è stato un bellissimo derby, anzi è stata la settimana dei 2 derby, perché le 2 squadre messinesi si erano affrontate il mercoledì in Coppa Italia. Allora in Coppa aveva vinto il Città di Messina di Pasqualerando, in campionato il derby che conta invece lo ha fatto suo l'ACR di Catalano, riscattando tra l'altro la sconfitta di Ribera. Va segnalata anche la vittoria esterna del Noto a Caltanissetta, così come la sconfitta interna del Licata contro il Comprensorio Montalto. Uscendo dalla Sicilia continua a deludere la Vibonese di Antonio Soda, che perde 2-0 a Valle del Lucano con il Gelbison Cilento, e un'altra menzione anche va fatta per il Ragusa, che all'Aldo Campo fa un bel successo interno contro l'Agropoli. Partita di Messina un po' difficile per entrambe le squadre, perché comunque è sempre un derby e quindi le atmosfere da derby insomma sono incerte sino all'ultimo. Sì. Vince il Messina contro il Città di Messina 2-1. Come vedi il Messina di quest'anno, Salvo? Io il Messina lo do tra le favorite, anche se secondo me ha qualcosina in più il Cosenza. Il derby fa storia a sé, anche perché il Città di Messina annovera tra 12 o 13 giocatori messinesi in rosa, quindi era un derby a 360 gradi. Il Messina, la CR, ha giocatori di categoria superiore. C'è Chiavaro tra tutti che fa il secondo gol di fila che fa in casa, ha segnato con l'Agropoli e ora si è ripetuto questa domenica. Corona non possiamo non nominarlo, certo. E poi c'è anche Croce, Majorano, è una squadra giocatori indubbiamente che possono fare la differenza, che alla lunga verrà fuori. Secondo me il campionato sarà una lotta a 3 tra Savoia, che ho avuto il piacere di vedere, Messina e Cosenza. Cosenza, Lucio, il Cosenza comunque in questo momento è in vetta. Comunque 13 punti sono già tanti, soprattutto in questa parte iniziale di campionato. Campionato che, come diceva Salvo, forse probabilmente punterà su queste 3 squadre al vertice? Sicuramente uscirà fuori da questo lotto la vincitrice del torneo, però io più che l'organico, perché alla fine tutte e 3 hanno un grande organico, chi ha Corona, chi ha altri giocatori, penso che la spunterà la squadra che aveva la società alle spalle più sana, cioè dire la società che manterrà gli impegni fino alla fine, perché molte volte si assiste, il giorno d'andata si parte bene, poi il giorno di ritorno finiscono i soldi e matematicamente poi è vecchia storia, vecchia storia. Quindi penso sia importantissimo chi manterrà gli impegni con i giocatori fino alla fine e chi avrà alle spalle soldi. Ecco perché io penso che in base a chi ha alle spalle il Messina possa dire qualcosa alla fine. Mi sembra giusto però, scusa un attimo, ritornare un attimo al discorso della Ciriale. Insomma, tu hai avuto un'esperienza della Ciriale, sì, dispiace, guarda, ma non solo per la Ciriale, perché ormai è 2 anni che la Ciriale fa questo tipo di torneo, ma sono i 4-5 posti della classifica finale, sono tutti siciliani, composti da siciliani. Fa capire che anzi il Noto ha vinto una partita importante, un po' si è tirato fuori, però è con Potralicata e compagnia, sono 4-5 squadre tutte siciliane. E questa è una cosa molto molto pericolosa.
Carmelo. Noi tra l'altro non abbiamo parlato del Ribera che ha perso al San Vito di Cosenza contro la capolista, Però la settimana scorsa non è uscito a testa alta, ha fatto Questa è la una nota bella positiva come partita e ho l'impressione che Totò Bruccoleri abbia trovato la strada da seguire. C'è anche un po' di entusiasmo, però potrebbe salvarsi permettetemi di se- dire anche Ma- questo. Guarda, C'è in un po' di Serie D io per entusiasmo quei a pochi anni che Ribera, ho fatto in Serie D l'entusiasmo non basta, evidentemente c'è anche qualcos'altro. Comunque il fattore campo a Ribera fa tanto. Fa che ci tantissimo. gioca Io Salvo. vorrei aggiungere che il girone di quest'anno è di gran lunga più forte rispetto a quelli dell'anno scorso e dell'anno prima, perché ci sono le campane che da sempre sono Attrezzate quest'anno. attrezzate, e credo che probabilmente le siciliane che vediamo attardate abbiano sottovalutato l'impegno del campionato, pensando che fosse come l'anno scorso, e quindi con organici ridotti anche dal punto di vista economico Avrebbero potuto fare un campionato di salvezza e tranquilla. non è così, e alla lunga per tirarsi fuori probabilmente dovranno spendere per 2 volte rispetto a quelle che le Come al aspettative. solito programmare 2 stagioni Sì. in una, e questa è una In cosa due- che... in Ammesso 3 che mesi. ci siano le risorse. Due Sempre se stagioni ci sono le in risorse. 2 stagioni in 3 mesi. È vero, è vero. Bene, a questo punto volevo dare un attimo parola al nostro Luca per vedere se c'è qualche domanda per i nostri ospiti, oppure riguardante il campionato di interregionale, e poi passiamo subito alla Sì, ci pubblicità. scrive Fabio Delicata, il quale ci chiede di questo momento negativo della squadra licatese che ha iniziato il campionato in maniera negativa, quali possono essere i correttivi per risalire la classifica. Chi mi risponde? Io ho visto Licata domenica scorsa col Città di Messina e non mi è dispiaciuta per un buon 60 minuti, però è anche vero che ha un organico ristretto e manca qualche giocatore di qualità. Ha preso 5 gol domenica scorsa e 3 negli ultimi 7-8 minuti, quindi il calcio diciamo che è una scienza quasi esatta, al di là di, come dice Mister Tosto, della programmazione della società. È anche vero che certi giocatori di categoria non si inventano, quindi per fare un campionato in certi Se ce li hai fai un e campionato. se non ce Se l'hai, non ce li se hai- non ce l'hai, devi La andare a pressione, prendere. però Ettore, in questo vorrei sapere cosa ne pensa Lucio Tosto. Guardando uno sguardo alle nostre siciliane, ho l'impressione che tutte siano messe discretamente bene davanti. Penso alla Cireale che a Cortese, il Paternò a Mastrolilli, il Licata a Riccobono, però tutte dietro devono lavorare molto. Lucio, Comunque, alla fine voglio dire, ancora siamo alla quinta, mi pare, giornata, quindi voglio dire, aspettiamo un altro Ci po'. può anche stare, ci può anche chiaro, è stare perché logico, sono è tornati, logico, quindi è logico. aspettiamo magari qualche altra settimana per valutare un po' le squadre. Invece quello che volevo dire è che il tifoso là ha ragione, perché guardate che a Licata ci ha giocato uno dei campi più tremendi, cioè Sì, là vanno 4, terribile. e hanno ragione. i anche tifosi. quando vanno in crisi c'è Guardi, fuori tantissima casa gente. vanno 1000 persone a vedere la partita, in casa 4-5 mila spettatori, c'è un pubblico da Serie C, quindi Sì. fanno bene a lamentarsi, perché il fanno loro bene. apporto lo danno sempre. È vero, è vero, è vero. Bene, allora a questo punto ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario e tra poco ritorneremo in studio per continuare a raccontare il calcio dilettantistico nella domenica siciliana, e parleremo anche del campionato di eccellenza, chiaramente entrambi i gironi, il girone A e il girone B. A tra poco. Ed eccoci rientrati, abbiamo messo da parte il campionato interregionale con le sue news riguardanti soprattutto questo Messina e questa città di Messina che comunque si stanno comportando bene, la sorpresa, ma non per tutti è una sorpresa, Cosenza in vetta, vedremo cosa succederà le prossime settimane. Nel frattempo diamo un saluto alla nuova presenza per quanto riguarda la postazione internet di Salvo Angemi. Ciao Salvo. Buonasera a tutti. Ricordiamo velocissimamente a questo punto i riferimenti, lo facciamo? Allora, semplicissimi, innanzitutto la pagina Facebook, Programma Penalty, la nostra mail, info@programmapenalty.it e ovviamente il muro che è sul sito di www.programmapenalty.it. Per lasciare un commento sul muro basta accedere, registrarsi e poi si può lasciare qualsivoglia domanda, consiglio, suggerimento. Hai visto, passata la prima puntata sei più tranquillo, vabbè. Ti sei adesso un po' più tranquillizzato. Sì, sì. Lorena, invece tu sei assolutamente tranquilla, serena, sono sempre tranquilla. e a questo punto dovrai darci il quadro per quanto riguarda il campionato di eccellenza, il girone A. A te i risultati. A Raffadali, Acragas, Parmoval 5-1. Ad Alcamo, Mazzara 1-2. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Valderice 2-2. A Leonfortese, Riviera Marmi 0-0. A Monreale, Raffadali 0-3.
A San Giovanni Gemini batte Bagheria per 2-1. A San Cataldo, San Cataldese Atletico Campofranco 1-4 e a Marsala Camarat 0-1. Questa quarta vittoria consecutiva della squadra di Rigoli ancora una volta allunga la squadra di Agrigento in classifica. L'Agragas a questo punto si trova in vetta con 12 punti, ma guardiamo la classifica completa. Prima in classifica Agragas con 12 punti. Seguono Raffadali e Camarat 10 punti. Atletico Campofranco San Giovanni Gemini 9 punti. Mazzara 8. Alcamo Leonfortese 7 punti, Parmoval 6 punti, Valderice 4, Monreale e Riviera Marmi 2 punti, Bagheria, San Cataldese e Folgore Selinunte 1 punto, ultima in classifica Marsala con 0 punti, ricordiamo Mazzara 1 punto di penalizzazione. Diamo anche lettura chiaramente del tabellino della prossima giornata, domenica 7 di ottobre si giocherà Atletico Campofranco contro Marsala, Bagheria Leonfortese, Camarat Alcamo, Mazzara Monreale, Parmonval San Giovanni Gemini, Raffadali Akragas, Riviera Marmi Valderice ed infine San Cataldese Folgore Selinunte. 30 secondi per parlare di questo girone, Carmelo. Non sembra conoscere soste la marcia trionfale dell'Agragas. Mi sembra Pino quasi Rigoli, di avere già vissuto una cosa che di questa oggi ha lo scorso superato anno. all'Esseneto un ostacolo importante come il Parmonval, che è una signora squadra, e il 5-1 dà proprio l'idea della forza, della qualità dell'organico dell'Agragas. Davanti vincono un po' tutte, il Raffadali vince facile a Monreale, il Camarat con cui supera al municipale il Marsala, mentre invece altro mezzo passo falso della Leonfortese che fa 0-0 in casa con il Riviera Marmi. Voglio sentire però anche i nostri due ospiti su questo girone A. L'Agragas sembra un libro scritto, questa squadra probabilmente, forse in questo girone non ha concorrenti. Domenica ci sarà già una partita chiave perché c'è Raffadali Agragas e si saprà ancora di più. Comunque ha un organico di primo ordine, giocatori come Contino, Arena, Vendigni, Pellegrino, eccetera eccetera, per la categoria sono un lusso, e l'allenatore è un vincente, quindi sta ripetendo ciò che di buono lui e il suo staff, ciò che di buono hanno fatto l'anno scorso a Ragusa, e avendo dalle spalle città importanti che ti supportano è normale che alla fine è molto più semplice tutto. Lucio, ma quale potrebbe essere la squadra che a questo punto potrebbe cercare un po' di tarpare le ali all'Agragas di Rigoli? Ma fermo restando che a mio giudizio non ci sarà campionato. Pino Rigoli è una garanzia, l'organico è una garanzia, il blasone dell'Agragas è una garanzia. Però io attenzionerei... No, io attenzionerei il Campofranco, perché ha una grande società e un ottimo organico. Non ultimo hanno ingaggiato un ragazzo che avevo io che ha fatto sempre la Serie C, Fabio Femiano, sì. E questo è tutto dire. Ha un organico di prima scelta, in questo momento si trova quarto mi pare in classifica, sì, o quinto, però 9 punti. Però io non so che c'ha un'ottima società e anche un buon organico. Teniamo in considerazione allora questo tuo pensiero, perché probabilmente e poi a Leonfortese mi aspettavo qualcosa in più in base all'organizzazione che ha, in base al presidente, la disponibilità. Siamo giunti alla quarta giornata, forse bisogna aspettare ancora qualche... Sì, sicuramente, poi, ad oggi, anche perché era partito poi... benissimo, ora nelle ultime due partite ha fatto un punto, mi aspettavo qualcosa in più. Sta pagando lo scotto forse di questa No, perché categoria. ha attrezzato una grande squadra e soprattutto, ripeto, c'è una grande organizzazione, perché il presidente ha una buona disponibilità. E quindi... questo fa tanto in un campionato d'eccellenza. Quello che stupisce è che hanno perso punti con squadre alla portata. Valderice la settimana scorsa e Riviera Marmi questa settimana. Va bene, proseguiamo. A questo punto passiamo al girone B. Anche in questo caso abbiamo chiaramente i risultati, la classifica, e la parola la passiamo alla nostra Lorena. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca San Gregorio 2-0. A Vittoria, Città di Vittoria Orlandina 0-1. A Piraino, Due Torri Comiso 0-0. A Mazzarà Sant'Andrea, Mazzarà Città di Rosolini 1-1. A Mascalucia, Mister Bianco batte Nuova Igea per il risultato di 3-0. A Comiso, Modica Taormina 0-0. Ad Avola, Real Avola Atletico Gela 0-0.
E a Brolo, Tiger Aci Sant'Antonio 1-0. Cade in casa il Città di Vittoria perdendo 1-0 contro questa Orlandina che probabilmente vuole dire la sua in questo girone B del campionato di eccellenza. Ma guardiamo la classifica. In vetta troviamo il Città di Vittoria con 9 punti. Seguono Due Torri, Tiger e Orlandina 8 punti. Aci Sant'Antonio 7 punti. Nuova Igea, Modica e Mister Bianco 6. Atletico Villafranca e Comiso 5 punti, Mazzarà 4, San Gregorio, Atletico Gela e Taormina 2 punti, ultimi in classifica Città di Rosorini e Real Avola con 1 punto. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. E a questo punto do anche lettura come al solito del tabellino per quanto riguarda il prossimo turno. Si giocherà la quinta giornata del girone di andata. Gli incontri saranno Aci Sant'Antonio Città di Vittoria, Atletico Gela Tiger, Città di Rosolini San Gregorio, Comiso Modica, Mister Bianco Atletico Villafranca, Nuova Igea Real Avola, Orlandina Due Torri ed infine Taormina Mazzarrà. Carmelo, commentiamo questo girone B e chiudiamo il campionato di eccellenza. Ha esordito come meglio non poteva il nuovo allenatore dell'Orlandina Giuseppe Raffaele, che subentrato in settimana all'ex bomber di Lecce e Cremonese Renato Greco ha subito ottenuto una vittoria pesante contro la capolista uscente, contro il Vittoria, però in questa il Vittoria comunque rimane in testa perché il Due Torri tra le inseguitrici non ne approfitta. Infatti la formazione di Alacqua non va oltre uno 0-0 casalingo contro il Comiso. Merita più di una menzione invece la bella vittoria del Mister Bianco di Coppa che batte 3-0 la Nuova Igea. Nel frattempo possiamo anche far vedere le immagini dell'incontro vittorioso del Mister Bianco per 3-0 contro la Nuova Igea e ci rendiamo conto che effettivamente ogni risultato può sorprendere in questo girone, salvo perché insomma la Nuova Igea è sicuramente una squadra titolata. Sì, come blasone non si discute, anche se i loro programmi di quest'anno dicono di cercare di fare una salvezza tranquilla. Il Mister Bianco si è organizzato, si è strutturato, ultimamente ha preso anche un giocatore importante che in queste categorie fa sicuramente la differenza, ha preso Sirio Silvestri, da settimana scorsa ha esordito a Gela e quindi se non avesse avuto i 2 punti di penalizzazione era secondo a 1 punto, quindi alla fine credo che il presidente e il direttore del Mister Bianco vogliono fare un campionato d'avanguardia. Settimana prossima, Lucio, scontro al vertice, Due Torri contro l'Orlandina. A questo punto si potrebbe delineare qualche cosa di più certo. Il Vittoria va da Sant'Antonio, una brutta partita. Poi c'è un altro scontro tra metà e la terza e le 4. Sono 3 le partite fondamentali che... Sì, la Tiger gioca contro l'Atletico Gela, però gioca a Gela, comunque anche lì è un campo comunque molto difficile. Questo qua è un girone dove, al contrario degli altri anni, non c'è una squadra ammazza campionato. Sarà un campionato combattuto fino alla fine e comunque penso che una delle squadre che potrebbe ambire a qualcosa è il Modica, che fino ad oggi magari non ha reso tanto. Per dire, l'ultimo giocatore che ha preso si chiama un certo Cirillo, che ha fatto capocannoniere in Serie D tanti anni, e anche là c'hanno buona organizzazione. Sperando che poi non succeda come lo scorso anno, che poi strada facendo molte squadre hanno rinunciato falsando. Mi hai anticipato, guarda, io da addetto ai lavori mi auguro solo questo, che non succeda quello che è successo l'anno scorso, dove 4 società per molte partite o non si sono presentate falsando, o hanno falsato in tutto il campionato, tra le squadre anche quelle che allenavo io, la Leonzio. Certo. Quindi spero solo che non succeda questo. Io invece, Ettore, sì, volevo chiedere un giudizio a Lucio Tosto sia a Salvo Castolina che a Lucio Tosto sull'Aci Sant'Antonio, perché ci sono tantissimi giocatori che tu mi stai allenato, con cui Salvo Castolina ha giocato. C'è un bel blocco della Cicatena dei tuoi tempi. Guarda, però la cosa che più che io sappia va bene in quella squadra, oltre ai singoli, Costa, che non, diciamo, è un ragazzo che non ha bisogno anche di in Serie D non ha bisogno, Cordova e tanti altri, Ricca stesso, l'allenatore giocatore che ha fatto i professionisti per tanti anni, e il gruppo, hanno fatto un grande gruppo. Io ho là il mio ex allenatore dei portieri che quest'anno è con loro e mi racconta che sono un grande gruppo e si divertono sia in allenamento che dopo, e questo a questi livelli fa tanto. Aiuta tantissimo. Salvo, se non sbaglio abbiamo qualche cosa via internet. Sì, è arrivata una mail da Turi
Muri 77 che ci chiede: ma Malaguarnera del San Gregorio è un allenatore adatto per un campionato difficile come quello di Eccellenza? Beh, io credo di sì, permettetemi di dire, perché insomma è stato un ragazzo che ha giocato nei professionisti, sa come si gioca a pallone. Nicola ha fatto già miracoli col San Gregorio perché lo allena già da 6-7 anni, quindi per loro è una scommessa. Ricordo, anticipo, che loro sono una delle pochissime società che da 7 anni sono società dove non ci sono emolumenti, quindi giocano soltanto per il piacere di giocare. Fai bene a Si ricordarlo allenano questo, Salvo. alle 8 di sera, quindi fanno come dopolavoro e hanno continuato sulla stessa falsariga, perché mettere giocatori che avevano anche una piccola avrebbero rotto il giocato, loro se riusciranno a salvarsi lo faranno con lo stesso organico che per anni ha fatto. Ma tenendo presente che comunque Malaguarnera le capacità secondo me Nicola, ce le ha, Nicola è bravissimo, preparatissimo, quindi... Premesso però, amico direttore, che ascolta. la gara di oggi era un crocevia importante perché il Villafranca è una diretta Vabbè, concorrenza. ma non passa da là la salvezza del Però San Gregorio, oggi secondo me è stato un crocevia negativo. Speriamo che non abbia influssi negativi sulla squadra. Oggi un punto a Villafranca avrebbe fatto bene. No, perché anche loro fanno del gruppo la loro forza. In ogni caso, nel caso in cui non dovessero riuscire a salvarsi, hanno fatto già benissimo perché era inaspettata la promozione. Quindi fare nell'eccellenza con quelle poche tenendo presente che siamo ancora alla quarta giornata, quindi... voglio dire, ci può anche stare. Allora, chiudiamo questa parentesi con i nostri due ospiti. Abbiamo parlato di quello che è attualmente il calcio giocato, parliamo del calcio non giocato, quello che si vede, si osserva con molta attenzione dalla tribuna. Salvo, prossimamente cosa bolle in pentola? So che hai qualche contatto importante, qualche richiesta è arrivata, però bisogna vagliare con molta attenzione oggi soprattutto. Qualcosa è arrivata, stiamo vedendo di capire le condizioni. Ormai di programmi non si può più parlare perché la stagione inoltrata c'è da recuperare il recuperabile. Speriamo che si concretizzi in settimana perché alla fine stare alla finestra è terribile. È terribile. Dico, ribadisco il concetto che sto facendo altro che guardare partite di Serie D per tenermi aggiornato, perché è giusto e doveroso che sia così. Speriamo che si concretizzi quanto Tra l'altro prima. la tua parentesi della Cicatena è stata una parentesi importante. La Cicatena prima e Nissa dopo, quindi alla fine penso di avere qualche piccola capacità da mettere sul benissimo, piatto. e siamo sicuri che arriverà prima o poi questa proposta e poi sarai costretto a tornare qui a Penalty, perché Penalty porta fortuna. È un piacere, io sono stato il primo ospite della puntata dell'anno scorso, stagione, quindi spero che è sia vero. Sperando che porti fortuna anche al nostro amico Lucio Tosto. Lucio, certo partire dopo è sempre un po' più difficoltoso, però è anche una sfida doppia. È una sfida, c'è più piacere anche poi ad ottenere i risultati. Quest'estate abbiamo valutato diverse situazioni e alla fine penso abbiamo fatto bene a rifiutare, perché erano delle situazioni che al nostro giudizio... C'è una parentesi, tra l'altro Avola... ingarbugliatissima, ma non era solo Avola, c'era l'avete stoppata in tempo. Sì, perché io reduce da quello che è successo l'anno scorso a Lentini, si può sbagliare una volta, due no. Assolutamente, su Lentini io stenderei un dispiace perché è una città che merita tantissimo a livello calcistico, c'è un grande pubblico, però purtroppo forse qualche dirigente sbagliato all'interno crea qualche problema. Non vogliamo fare assolutamente polemica, ma è un dato di fatto. D'altra parte una società di quel genere che è scomparsa è la dimostrazione che quello che è stato detto l'anno scorso e quello che è stato ribadito quest'anno in fondo è la verità. E quindi la Leonzio, mitica società anche di categorie importanti qual era la Serie C nazionale, sono scomparse. Che dirvi ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, se tu me lo permetti Salvo, doppio per il nostro Lucio, perché mi lega una ricchissima amicizia e io dico sempre che tu hai delle grandissime qualità. Spesso e volentieri però bisogna essere anche un po' fortunati. Bisogna anche qualche amicizia in più probabilmente. Quella è rinomata questa cosa. Però io sono per il lavoro e i risultati. Il lavoro paga. Alla fine i risultati. Il lavoro paga, è vero. Allora un in bocca al lupo a Lucio Tosto, un in bocca al lupo anche a Salvo Castorina, con la promessa di ritornare con eventualmente anche Lucio con un incarico importante. Speriamo bene. E salutiamo anche il nostro Carmelo Puglisi che ritornerà la settimana prossima per raccontarci come al solito il campionato interregionale di eccellenza Girone A e Girone B. Un saluto a te e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, ci fermiamo, abbiamo un altro break pubblicitario, tra poco ritorneremo in studio e parleremo del campionato di promozione insieme al nostro coordinatore di questo campionato, ovvero Alessio Di Mauro. A tra poco.
Rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale con il calcio dilettantistico siciliano. Salutiamo la seconda penaltina, ci ha salutato Lorena e adesso il saluto Ciao a te, rivolto a te, Giada. e buona domenica a tutti voi. Bene Giada, devo farti complimenti perché ho saputo di un tuo successo qualche settimana fa, complimenti, riguardo una manifestazione canora. Non credo che fai la cantante adesso. No. Tenterai di fare la presentatrice. Sì, speriamo, Vabbè. questo sì, ci sto provando. Benissimo, perfetto. Salutiamo Alessio Di Mauro, il commentatore ufficiale del campionato di promozione. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. E insieme al nostro Alessio salutiamo anche Salvo Vadalat, che è il direttore generale della Real Belpassese del girone C del campionato di promozione, e insieme al dirigente della Real Belpassese Davide Mignemi, molto conosciutissimo nell'ambito del calcio dilettantistico, insomma un personaggio che ha fatto le sue belle stagioni passate e ancora tuttora, devo dire, con grandissimo successo. È successo qualcosa, Alessio, nel senso che è stato un turno interlocutorio, anche se poi ancora siamo all'inizio? Sì, diciamo che nei 4 gironi ci sono stati tanti gol, l'Igia Virtus ha vinto 6-0, comunque andiamo a vedere i risultati, che i risultati parlano meglio di ogni cosa. È vero, è vero, è vero. Possiamo un attimo inquadrare la postazione internet per vedere se Salvo Angemi ha qualche news oppure qualche domanda da fare poi ai nostri amici a casa per quanto riguarda il campionato di promozione. Arrivano tanti complimenti per l'Igia Virtus, per il suo successo. Niente, si continua a chiedere se questa squadra abbia le caratteristiche per fare il salto di qualità. Beh, questo lo vedremo perché ancora è un po' presto. Allora, Giada, siamo pronti? Parliamo del campionato di promozione, parliamo del campionato riguardante una categoria importante, perché è quella che poi dopo fa diventare una società importante, perché poi fare il campionato di eccellenza, e questo penso che me lo confermeranno anche i nostri ospiti, è sempre molto 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 difficile. Girone A del campionato Girone di A. promozione. A Sì, te quarta risultati e giornata. classifiche. Ad Aragona Canicattì 1-2. A Mazzara del Vallo, Campobello di Mazzara, Serra di Falco 0-2. Cianciana Profavara 1-2. Città di Terasini, Partini Caudace 2-3. A Trapani, Dattilo Atletico Corleone 2-2. A Mussomeli Sciacca 1-1. Salemi batte Città di Carini 2-1. A Piana degli Albanesi, Skanderberg Piana Strasatti 1-0. Abbiamo un'accoppiata in testa nel girone A del campionato di promozione, ovvero Canicattì e Profavara, ma guardiamo la classifica. Sono seguiti da Serra di Falco con 9 punti, Città di Terasini, Sciacca e Partini Caudace 7, Dattilo 6, Campobello di Mazzara e Atletico Corleone 5, Strasatti e Cianciana 4 punti, Aragona, Salemi, Skanderberg Piana 3 e chiudono Città di Carini e Mussomeli con 2 punti. Canicattì e Profavara in testa. Alessio, 10 punti dimostrano che comunque sono due società attrezzate. Assolutamente sì, infatti sono queste le squadre che punteranno alla promozione. Questa giornata è stata all'insegna delle vittorie esterne, infatti sia Canicattì che Serra di Falco che Profavara hanno vinto tutte e tre in trasferta in campi assolutamente difficili. Sottolineerei anche la vittoria dello Skanderberg per 1-0 contro lo Strasatti, che rilancia un po' questa formazione dai bassi fondi della classifica. Perfetto, proseguiamo, parliamo adesso del girone B, parliamo sempre del campionato di promozione e guardiamo chiaramente anche la classifica con i risultati di questa quarta giornata. A Collesano Ciappazzi 1-3. A Palermo Delfini Vergine Maria Real Calcio 0-0. Igea Virtus Equip Palermo 6-0. Mamertina Sant'Agata 2-2. Montemaggiore Cus Palermo 3-1. A Capodorlando Rocca di Caprileone Patti 5-1. A Milazzo Sacro Cuore Milazzo Torregrotta 0-0.
e chiudiamo con Spadaforese Cefalù 1-1. Anche in questo girone sono due le squadre che occupano la prima posizione, parliamo del Cefalù e della squadra del Sant'Agata, entrambe con 8 punti. Seguono Rocca di Caprileone e Montemaggiore con 7 punti, Patti, Torregrotta, Real Calcio, Ciapazzi e Igea Virtus con 6 punti, Sacro Cuore Milazzo 5, Mamertina e Spadaforese 4, Equipe Palermo 3, Cus Palermo e Delfini Vergine Maria 2 punti e chiude Collesano 1 punto. Bene, e a questo punto cosa c'è da dire su questo girone, Alessio? Sul girone B tra i 4 è forse quello più equilibrato, infatti Cefalù, Sant'Agata, nel giro di 3 punti ci sono ben 10 squadre. Come ho detto prima, l'Igea Virtus si sbarazza facilmente dell'Equipe Palermo per 6-0, era una vittoria che già avevamo pronosticato domenica scorsa qui a penalty e vittoria è stata. Una vittoria che rilancia appunto la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto e chissà, magari è il primo passo verso la vittoria del campionato. Se son rose fioriranno, esatto, diceva un vecchio detto. Girone C, così poi avremo modo anche di parlare con i nostri due ospiti di questa bella avventura, di questa avventura che si chiama Real Belpassese. Promozione Girone C, quarta giornata, risultati e classifiche insieme a Giada. A Nissoria, a Gira Nissoria, Sport Insieme 2-0. A Fiumefreddo, Fiumefreddese, Randazzo 0-1. A Nicosia, Nicosia Scommettendo 3-0 a Tavolino. A Belpasso, Real Belpassese, Troina 3-1. A Giarre, Real Giare, Pistunina 3-1. A Messina, Riviera dello Stretto, Real Santa Venerina 1-2. A Calascibetta, San Sebastiano, Belpasso 0-0. A Via Grande, Battenna 5-1. Sembra fatta apposta anche in questo terzo girone che stiamo presentando del campionato di promozione, ancora due squadre in vetta, due squadre entrambe di Belpasso, ovvero il Belpasso e il la Real Belpassese, entrambe con 10 punti. Ma guardiamo la classifica. A Gira Nissoria 9, San Sebastiano 8, Randazzo 7, Riviera dello Stretto, Pistunina, Fiumefreddese, Via Grande e Nicosia con quanti punti? Scusa? Via Grande e Nicosia? Via Grande e 6 punti. 6 punti. Real Santa Venerina Anche 6 6, punti. Real Giare 5, Enna 3, Troina e Sport Insieme 1 punto e Scommettendo -1. Sì, ricordiamo infatti che Enna e Scommettendo hanno 1 punto di penalizzazione. Perfetto, allora battuta subito con Alessio e poi sentiamo di questa Real Belpassese che insomma è partita alla grande insieme ai cugini del Belpasso, perché esistono anche loro. A Belpasso, Alessio. come avevamo detto anche domenica scorsa, ci sono due belle squadre che stanno dando spettacolo in questo campionato di promozione, sono il Belpasso e la Real Belpassese, sì. Ma non trascurerei anche la Gira Nissoria, che a quanto so ha allestito una buona squadra e può perlomeno insidiare delle posizioni alte della classifica. Nel frattempo possiamo mandare anche le immagini della sconfitta della Fiumefreddese in casa contro il Randazzo. Sì. Il Randazzo che con questa vittoria fuori casa probabilmente potrebbe si rilancia, dire la sua, no? Infatti il Randazzo che poi sarà prossimo avversario della Real Belpassese nella prossima giornata, quindi uno scontro non facile che può misurare appunto la vera potenza. Ma di entrambe io direi, sì. Anche del Randazzo stesso, no? Sì, sì. Vada là, direttore generale, Real Belpassese che la settimana prossima incontrerà appunto questo Randazzo che vince fuori casa. Che dire, un campionato che è partito benissimo per voi. Sì, quest'anno non c'era messa questa partenza così forte perché noi abbiamo come obiettivo la salvezza. I 38 punti. Il presidente non ha detto questo lo scorso anno, però vabbè, accettiamo la bonifica del savoir-faire. Dopo i 38 punti facciamo qualche altro discorso. Giusto. Il Randazzo, come l'anno scorso, sarà una squadra inquadrata, tosta, no? Perché ha ancora 7 punti, ma domenica, come dice lei, si capirà com'è la situazione. Se siete voi o la Real Belpassese, no, diciamo, con questa una partita in questo momento non incide niente, però si vede la forza anche del Randazzo e la forza della Belpassese.
Davide Mignemi, l'esperienza ti porta a dire che cosa? Che il campionato è difficile, anche questo di promozione, no? Assolutamente sì, intanto siamo ancora alle prime battute, quindi ancora non si può capire la reale forza di una squadra. Noi siamo partiti bene e di questo fatto ci inorgoglisce. Partire bene però fa bene. In questo senso, no? Cioè assolutamente. aiuta, galvanizza l'ambiente. Assolutamente sì, i risultati, specialmente quelli positivi, aiutano sempre. Noi siamo contenti di questa partenza, abbiamo sempre in mente il nostro obiettivo. Poi strada facendo io credo che in squadra abbiamo l'esperienza necessaria per gestire bene la situazione. Che politica di serenità che c'è, vada là, nel sì, senso non parliamo troppo, gustiamoci in questo momento questo successo e poi chissà. La nostra forza è il gruppo, perché noi il calcio lo facciamo come una famiglia, non lo facciamo con prezzi esorbitanti. Giochiamo grazie al mister Stella con 5 juniors ogni domenica. Bene, sono contento di questa cosa. Devo ringraziarlo qua in diretta come si sta comportando lui e Guglielmino, il suo secondo chiamato. Perfetto. Ettore, volevo fare una domanda al DS. Sì, e poi dopo passiamo un attimo la parola anche a Salvo perché probabilmente c'è già qualche contatto su internet. Sì, allora facciamo una cosa, prima che... Vabbè no, No, volevo sapere se c'era stata una proposta di fusione tra Belpasso e Real Belpassese. Sì, c'era stata la fusione, ma noi camminiamo per la nostra strada, abbiamo un progetto in 3 anni di arrivare in eccellenza, non lo so se quest'anno, non lo so se fra 2 anni. In 4 anni siamo qua, dalla terza categoria, grazie al presidente Cosentino. I numeri stanno parlando dalla vostra. Sì, grazie al presidente Cosentino e con tutta l'entourage della dirigenza, il vicepresidente Bulfirenti e altri dirigenti, stiamo passando questo bel periodo a Belpasso che non si respirava quasi da 40 anni. È vero, tenendo presente tra l'altro che comunque è giusto sottolineare che anche l'altra squadra di Belpasso si sta comportando bene, ospiteremo anche il Belpasso, ci mancherebbe. Grazie anche a un mister che ha lavorato bene nel settore giovanile e che quest'anno sta dimostrando che può anche lavorare nelle prime squadre. È vero, è vero. Salvo Angeli, volevi dire qualcosa? Sì, c'è una domanda per Alessio da un tifoso di Via Grande che dice appunto il Via Grande potrebbe essere la rivelazione del campionato? L'anno scorso lo è stata. L'anno scorso lo è stata, la formazione di Buttò sicuramente è una squadra formata da tanti giovani. Le premesse ci sono. Non ha fatto una grande partenza, però secondo me si riprenderà. Vabbè, oggi con la vittoria per 5-1 in casa, contro l'Enna è stato importante, però chissà. Bene, proseguiamo, parliamo del girone D, a questo punto chiudiamo quindi la parentesi dedicata al campionato di promozione, lo facciamo con la nostra Giada, girone D, 4ª giornata. A Caltagirone Ellenica 1-0. A Catania, Atletico Catania, Real Ragusa 1-0. Aci San Filippo, Sporting Battiati 4-0. Ad Augusta, Città di Augusta, Mascalucia 3-1. A Siracusa, Enzo Grasso, Scordia 1-4. Real Niscemi, Rarinantes 1-1. A Mascalucia, San Pio X, Batte, Scicli 4-2. A Santa Croce Camerina, Santa Croce, Sant'Angelo Licata 1-0. E non poteva essere che anche in questo girone un duo a guidare la classifica, parliamo dell'Atletico Catania e lo Scordia in vetta con 10 punti. Guardiamo la classifica al completo. Seguono San Pio X con 8 punti, Città di Augusta, Sant'Angelo Licata, Sporting Battiati e Santa Croce con 7, Caltagirone e Aci San Filippo 6 punti, Real Ragusa 5, Enzo Grasso e Scicli 4, Ellenica e Rarinantes 3 punti, Real Niscemi 1 e chiude Mascalucia 0. Mascalucia, 4ª sconfitta di seguito, chissà cosa stanno pensando i dirigenti del Mascalucia. Ci informeremo direttamente anche non solo col presidente ma anche col direttore sportivo Turi Di Stefano. Nel frattempo che tu ci dai il tuo commento su questo girone possiamo far partire le immagini della vittoria dell'Atletico Catania oggi nei confronti del Real
Real Ragusa per una rete a Real 0. Ragusa. Allora questo girone D in vetta abbiamo appunto l'Atletico Catania con lo 10 Scordia. punti, assieme allo Scordia. Oggi io sono andato a vedere proprio la partita dell'Atletico Catania. Quello che mi ha sorpreso di più di questa squadra è la grinta, la forza. Pensavo la che ti avesse compattezza. sorpreso il campo bellissimo dove hanno giocato. A parte quello che è inguardabile, ma comunque. Dicevo che questa squadra è caratterizzata prevalentemente da giovani. Sono stati fatti dei pochissimi innesti rispetto all'anno scorso con qualche giocatore di esperienza come Laudani e Minutola che stanno dando quel tocco qualitativo a questa squadra che fino ad oggi ha collezionato 3 vittorie e un pareggio, un bel bottino. Certo. Che ha rilanciato questa formazione catanese retrocessa l'anno scorso dall'eccellenza, ricordiamolo. Un plauso va anche all'allenatore Aiello, no? Che ha saputo Assolutamente sì. ricompattare anche un po' tutto Ha l'ambiente. ricompattato l'ambiente e ha dato un bel gioco a questa squadra. Come vedete gli altri gironi? Vada là, soprattutto questo del catanese e siracusano. È molto equilibrato come quello nostro. Certo. Un applauso, come dici tu, a Iello che come ogni volta che fa una squadra fa sempre belle figure. È vero, mette tanta passione, le sue squadre giocano in maniera molto intelligente Sì, sì. e quindi frutto anche possibilmente di una preparazione In questa accurata. situazione economica fa sempre squadre che alla fine dicono la sua nel girone. È vero, E sono è vero. convinto che sarà una delle protagoniste di questo girone. Protagoniste di questo girone, ma c'è anche lo Scordia, non sottovalutiamolo, Mignemi. Ottima squadra, allenata bene e composta anche da buoni giocatori e credo che sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato. E un'altra cosa volevo chiedere un po' a tutti i nostri ospiti presenti in questo momento nel frammento dedicato al campionato di promozione. Io volevo parlare un attimo velocemente della Sampio, perché ne parlano in pochi, ma tutti conoscono la forza e la potenzialità di questa squadra. Mignemi. È una squadra secondo me composta da ottime individualità che se fanno squadra e lo fanno al più presto credo che è una di quelle squadre che può fare il vuoto perché ha veramente giocatori in grado di giocare non solo in queste categorie ma anche in delle categorie più importanti. Signorelli, Ranno, Anche Piuma che l'anno scorso giocava sono sicuramente con la Spal. lussi per questa categoria. Però non sottovaluterei anche comunque la buona organizzazione societaria, no? Sì, Vada là, sì. il discorso che facevi prima, quando c'è una Sampio buona organizzazione i penso risultati che c'ha arrivano. un buon organico societario con Piero Doccolo che a parte lo ama il calcio, lo vive, fino all'anno scorso giocava. E purtroppo il fattore campo potrebbe anche incidere in questa situazione perché a Catania se sarebbe un campo dove la Sampio potrebbe giocare, io penso che la Sampio non dovrebbe giocare nemmeno in promozione con questi elementi. È vero. Alessio, per chiudere, prossimo turno di questo girone D del campionato di promozione. Allora, lo Scordia ospiterà il Santa Croce, l'Atletico Catania sarà di scena contro il Real Niscemi e basta. Il Mascalucia in casa contro il Real Ragusa. Bisogna darsi una sveglia. È una sfida tosta perché oggi ho visto anche il Real Ragusa che ha un buon allenatore che ha dato una bella impronta di gioco alla sua squadra. Insomma, l'Atletico Catania per vincere questa partita ha sudato le 7 camicie. Assolutamente e sì, io ha vinto al 90esimo. Ha vinto al 90esimo. Quindi la prossima partita il Mascalucia dovrà veramente affrontarla con una determinazione stratosferica. Assolutamente sì. Io penso che i mezzi il Mascalucia ce li abbia. Poi Turi Di Stefano sicuramente ora metterà un po' di quadrato attorno alla società. Indubbiamente. Ettore, a Sì. proposito del Mascalucia ho 2 commenti che ci arrivano da internet e non sono affatto benevoli nei confronti della squadra etnea, anzi dicono Mascalucia dopo 4 giornate ancora 0 punti, altro che programmazione. E un altro poco irriverente sinceramente verso il presidente che lo incita a tirare fuori i soldi. Vabbè, d'altra parte il presidente purtroppo deve anche sentirsi dire queste cose, però posso dire che secondo me il città di Mascalucia è organizzato bene e i soldi li ha già usciti perché insomma allestire questa squadra non ci vogliono pochi soldi.
non ci vogliono pochi soldi. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti per quanto riguarda la categoria di promozione, ringraziamo Davide Mignemi, ringraziamo il dirigente Salvo Vadalà, vi auguriamo un buon proseguo, anche perché ancora siete solo all'inizio, Assolutamente sì. quindi la salita ancora è lunga. Secondo me un pensierino però voi all'eccellenza ce l'avete fatto, io sono di quest'idea. Alessio, sei d'accordo in quello che dico? È vero, sono modesti. Sono modesti, Sì, sono sì. silenziosi, Sì, modesti. sì, Bene, salutiamo anche la nostra Giada che ci saluta. Un saluto a tutti voi Benissimo. e buon proseguimento. Adesso arriverà tra poco Arriva l'altra penaltina. Annalisa per parlare del campionato di prima categoria, anche se tra poco dopo la pubblicità riprenderemo perché dobbiamo far rivivere le emozioni di Sport Story e pensate un po' una cosa attualissima, è successa quest'estate, un'Italia-Inghilterra di Euro 2012. Ci vediamo dopo la pubblicità. Rientrati in studio, dopo il break pubblicitario salutiamo la nostra terza e ultima penaltina, Sì, buonasera Annalisa. a tutti. Ciao Annalisa, dopo il debutto della scorsa settimana è andato tutto bene? Tutto bene, So che a casa ti hanno tranquillissimo. visto in tanti, Sì, sono contenti della tua apparizione televisiva, mi hanno confermato che di calcio non capisci niente. Continuo ancora a non capirne. Però ma ti adeguerai pian c'è pianino. tempo, sì. Benissimo. Io prima di annunciare la rubrica Sport Story, che come ho anticipato prima della pubblicità, oggi vi farà rivivere le emozioni di Euro 2012 con l'incontro Italia-Inghilterra, ho il piacere di scambiare proprio una battuta con Vincenzo Terranova della Real Belpassese. Perché questo? Perché tu insomma una grande esperienza anche in categorie importanti. La Real Belpassese, tra l'altro, sta vivendo ormai da qualche anno questo momento di grande positività, no? Questi campionati vinti uno per uno. Ma quanto fa il gruppo, tu che hai vissuto gruppi importanti anche di categorie superiori? Il gruppo in questo momento, in questi anni che io ho giocato nella Real Belpassese, è quello che ci ha dato la forza per fare i risultati che fino adesso abbiamo fatto. L'anno scorso infatti Quindi- parlavi proprio di questo, che era diventata poi alla fine Ma quello che quest'anno- l'arma in più. Sì, e quest'anno stiamo cercando di ripercorrere gli stessi obiettivi, ecco, cioè rimanendo un gruppo molto familiare, siamo tutti amici e cioè andiamo al campo per divertirci. E questa è la cosa più E importante. poi il risultato, anche perché siamo tutti fortunatamente gente che lavoriamo. E questo è importante, Quindi- sottolineiamolo che i campionati dilettantistici alla fine nascono anche per questo, Sì, no? sicuramente, Cioè, ormai non c'è più il periodo economico che stiamo attraversando, non possiamo si fare lavora diversamente. e poi si va al Andiamo a campo per divertirci, divertirsi, creare una bella atmosfera. Siamo da un gruppo che è da 5 anni che siamo assieme, cioè la maggior parte, 6-7 elementi, è dai 5 anni che giochiamo insieme. questa è una quindi- cosa E i risultati fondamentale. ci danno ragione, ecco. Io avevo il piacere di intervistarti perché adesso tra poco ci sarà lo spazio di Sport Story, no? Sì. La rubrica dedicata ad un avvenimento sportivo importante. Quello che presenteremo in questa puntata riguarda Italia e Inghilterra dei campionati europei. Ok. Avrai seguito i campionati europei. Sicuramente. Una battuta veloce, ma l'Italia in finale Sì. poteva fare meglio? Sicuramente sì. Forse come la vedo io, L'allenatore è stato troppo riconoscente. Sì, sì. Allora questo è un pensiero di tutti. Doveva secondo me rischiare qualcosa in più, a quel punto ormai, cioè eri arrivato in finale, quindi avevi fatto il tuo, quindi potevi rischiare È la qualcosa. dimostrazione che spesso e volentieri l'allenatore ogni tanto si lascia fa troppo prendere dai trasportare. senatori. Farai l'allenatore? Io volevo intervenire sotto questo punto di vista perché noi stiamo da quest'anno con la Belpassese stiamo puntando molto con lo settore giovanile, con la scuola calcio. Quindi stai aprendo Sì, anche questa sì, strada sono per il la tua responsabile carriera. tecnico della scuola calcio Ah, assieme bene. alla consulenza di Pierpaolo Alderisi che non è l'ultimo Certo, arrivato. conosciamo bene. E quindi stiamo puntando soprattutto sui giovani che sono la base per poter Assolutamente, fare una allora squadra buon importante. lavoro per la scuola calcio. A questo punto presentiamo Dario Giuffrida e il nostro Luca Loisi che ritorna perché saranno loro a parlarci del campionato di prima categoria. Dico Ciao, bene? Ettore. Ben Buonasera. ritrovati e insieme a loro abbiamo la presenza del presidente della Sporting Barriera, ovvero un amico di penalty, Sergio Anfuso, che ritorna dopo che l'anno scorso ha fatto un campionato bellissimo con l'Aliotro. Quest'anno avete assorbito lo Sporting Barriera e siete insomma traslocati andando a fare un campionato importante appunto come quello di prima categoria. Assolutamente sì, colgo l'occasione, come ti chiedevo, la cortesia di ringraziare la vecchia presidenza, la famiglia Litrico, perché grazie a loro noi siamo qui, stiamo cercando di fare
un buon campionato, speriamo. Ma siete partiti bene, dai. Siete partiti ancora bene. La strada è lunga, la strada è molto lunga. È vero, è vero, è vero. Allora, a questo punto subito risultati, classifiche con i relativi commenti dei 3 gironi di prima categoria che prendiamo in esame noi di penalty. Il primo è quello del girone E, dico bene, seconda giornata, e i risultati ce li legge Annalisa. A Pedara, Atletico Pedara, Dacca 2-1. A Valverde, Lineri Mister Bianco 1-1. Bronte, San Giovanni La Punta 0-1. Cometa Biancavilla, Gravina 2-3. Magniacese, Trecastagni 2-2. Ad Acireale, Real Aci, Maletto 4-1. A Paternò, Real Paternò, Belpassese 2-0. In questo girone sono 3 le squadre che in questo momento si trovano al primo posto, parliamo di Real Aci, Real Paternò e Atletico Pedara con 6 punti, ma la classifica a questo punto ce la leggi lo stesso. Sì. Continuiamo con Gravina, 4 punti, San Giovanni La Punta 3 punti, Valverde, Magniacese, Trecastagni 2 punti, Belpassese, Bronte, Cometa Biancavilla, Dacca, Lineri Mister Bianco 1 punto e Maletto con 0 punti. Luca, un primo posto in condominio, 3 squadre che vogliono dire la loro indubbiamente in questo campionato. Nel frattempo, se me lo permetti, mentre facciamo questo commento, possiamo mandare in onda le immagini della vittoria dell'Atletico Pedara contro il Dacca per 2-1, no? Sì, Dimmi. l'Atletico Pedara è appunto una delle favorite del girone, ha vinto entrambe le giornate. Tra l'altro le 3 squadre che avevano vinto la prima giornata si sono tutte ripetute, ovvero, come abbiamo detto, l'Atletico Pedara, il Real Aci che ha battuto 4-1 il Maletto, che quest'anno è partito male dopo i playoff raggiunti nella scorsa stagione, e anche il Real Paternò che vuole confermare invece l'ottima scorsa stagione. Dietro vincono il Gravina fuori casa sul campo della Cometa Biancavilla 3-2, già aveva fatto 3-3 in Coppa Sicilia, quindi una gara sempre ricca di gol, e ha vinto in trasferta anche il San Giovanni La Punta sul campo del Bronte. Nel prossimo turno ci saranno delle partite interessanti, infatti l'Atletico Pedara giocherà col Trecastagni che ha iniziato questo nuovo campionato di prima categoria dopo tanti anni di eccellenza con 2 pareggi, mentre il Real Aci sarà atteso dal derby col Dacca 2000, altra squadra di Acireale, mentre il Real Paternò giocherà sul difficile campo del Bronte. Certo, vedere questo campo, Presidente, fa piacere, no? Il campo di Pedara che è un gioiellino della provincia catanese. È veramente bello, io me lo ricordo, abbiamo avuto in passato la possibilità di fare un torneo organizzato da poche squadre, è un campo veramente, al di là del campo anche la struttura è veramente bella e purtroppo... È il sogno di tutte le società. Purtroppo solo in qualche paese, non a Catania. È vero, è vero. Proseguiamo, adesso parliamo del girone appunto dove la Sporting Barriera si sta ben comportando, parliamo del girone F, Annalisa. Carlentini, Castelli Iudica 3-2. A Ramacca, Junior Ramacca, Atletico Militello 0-0. A Piazza Armerina, Mirabella, San Michelese 1-2. A Catania, Picanello, Barrese 0-1. A Raddusa, San Conitana, Megara Augusta 2-1. A Catania, Sporting Barriera, Val Guarnerese 7-2. A Catena Nuova, Sporting Catena Nuova, Massiminiana 2-1. In testa abbiamo la San Michelese con 6 punti e poi tutto il resto delle squadre che sono quasi nella zona altissima. La leggiamo lo stesso? Sì. Al primo posto troviamo San Michelese con 6 punti. Segue Atletico Militello, Barrese, Sporting Barriera, Sporting Catena Nuova 4 punti. Carlentini, Picanello, Megara Augusta, San Conitana 3 punti. Junior Ramacca 2 punti, Val Guarnerese, Castelli Iudica 1 punto e infine Mirabella e Massimiliana con 0 punti. Presidente, io prima di vedere il servizio che ha preparato Alessio sullo Sporting Battiati, perché siccome so che deve lasciarci, ma sì, prenderà il suo posto comunque un dirigente sempre della sua società, dove vuole arrivare a questo punto questo Sporting Barriera? Bella domanda. No, l'obiettivo intanto è la salvezza, poi si vedrà. Ma dicono tutti così, Presidenti. La fame viene mangiando, quindi intanto facciamo venire la fame. Poi avete tanta voglia comunque di fare bene. Quantomeno vogliamo cercare di portare un calcio pulito a Catania.